Divieto di falò e barbecue sulla spiaggia, divieto di campeggio e accampamenti vari, ma anche divieto di vendita di alcol e di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro. Sul modello degli anni passati, in quello che ormai è un meccanismo ben collaudato, tutti i sindaci dei comuni rivieraschi, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, la capitaneria di porto, la protezione civile provinciale e regionale, ieri mattina si sono impegnati a fare in modo che il Ferragosto dell'Agrigentino si svolga in maniera ordinata, rispettando le regole. Il tutto per fare veramente in modo che sia una festa, quella tipica di mezzanotte, serena. A convocare il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato, svoltosi ieri al Palazzo del Governo, è stato il prefetto Dario Caputo. Tutti seduti allo stesso tavolo per pianificare ognuno, nelle proprie competenze, i servizi da effettuare e le regole da far rispettare. Richiamiamo tutti alla prudenza e al rispetto delle regole civili, evitare l'accensione dei fuochi e il campeggio, perché non è detto che per divertirsi, ha lanciato un appello il prefetto di Agrigento Dario Caputo, si debba per forza non rispettare le regole basilari e rischiare, ad esempio, di dar fuoco alla macchia mediterranea. Ci sarà anche un controllo accentuato nell'imminenza di Ferragosto, ha spiegato il prefetto. Sia la notte che le ore immediatamente precedenti, del 14, tutte le forze dell'ordine saranno schierate per garantire soccorsi e aiuti, ma anche prevenzione e legalità. Fra i tanti comuni rivieraschi, quello di Montallegro ha deciso, visto l'esiguità dei vigili urbani che caratterizza tutti i municipi della provincia, di far ricorso per rafforzare i controlli a dei vigili privati. Questura, Guardia di Finanza e Carabinieri si occuperanno anche dei controlli su vari esercizi commerciali, ha aggiunto il prefetto di Agrigento Dario Caputo, così come verranno effettuati i controlli su strada e la Capitaneria di Porto verificherà le condizioni di sicurezza. I sindaci dei comuni dell'Agrigentino, secondo quanto emerso dopo il comitato della prefettura, si sono ritrovati tutti concordi nell'adottare le ordinanze che vieteranno campeggi, accampamenti, accensioni di falò e fuochi, ma anche per garantire la massima sicurezza, i divieti di vendita di alcol e di bevande in bottiglie o bicchieri di vetro.